Ottava e conclusiva dall'Arcoveggio, sono in 12 al via sul miglio Adamantino Lux, Bolero di Poggio, Big Lan, Titanio Baldini, Zazza Jet, Cupido GSO, Country Matley, Commander Crow, Valdest, Cosmo Trio, Vassallo, Kanaka OP. Questo lo schieramento, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Cupido GSO che sfila in poche battute. Numero E 2, Bolero di fortissimo Poggio, Kanaka OP dalla seconda squalificato. fila, ma si trova ora in mezzo alla pista e vedremo se riuscirà a convergere subito verso i primi. In seconda posizione c'è Big Lan, insiste Kanaka e costringe all'errore Cupido Numero GSO. 6, E così Cupido Kanaka GSO, sfila squalificato. nei confronti di Big Lan, poi più indietro dovrebbe essere Bolero di Poggio. Vediamo i primi 200 in 29,7 che valgono molto meno per Kanaka OP, ovviamente, che partiva dall'estremità della seconda fila. Terza posizione, scusate, per Valdest, che è partita bene alle spalle di Big Lan. E in quarta c'è Adamantino Lux. Primi 600 in 46,6, cerca di moderare l'andatura ora Gianvito D'Ambruoso, mentre all'esterno si fa luce Titanio Baldini trascinandosi Zazza Jet e anche Cosmo Trio, ha preso la via del largo, e altri seguono sulla pista ormai inzuppata dalla pioggia, con Kanaka OP leader, Titanio Baldini che si fa minaccioso all'esterno, alla corda sempre Big Lan, poi Valdest con all'esterno Zazza Jet. Il chilometro se n'è andato in 1:18,3. Kanaka che ora prova a rilanciare, scattando nuovamente a 500 dall'arrivo, ma Titanio Baldini è sempre lì a contatto, come anche Big Lan. Poi Valdest trova da uscire anche Adamantino Lux che taglia fuori così Zazza Jet. Intanto parziale in 15,4 e per arrivare in retta un 16. Si tiene ancora qualcosa di buono Kanaka, ma insiste Titanio, insiste ora a centropista Big Lan che trova il varco giusto e nel finale passa per vincere sulla stessa Kanaka, mentre al terzo chiude Valdest correndo gli ultimi 100, 1:17,8 con 31,4 a chiudere. E ancora Maurizio Cheli scatenato in questo finale di giornata che fa tris dopo le vittorie con Denise Dorial Mail e con Duchessa Lattore in percorso di testa. Ora di spunto Big Lan a segno in questa ottava corsa Arcoveggio. Maurizio Cheli al triplo dunque, questa volta per Francesco Zedda e per il signor Nunzio Nappo. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 4.